Desertificazione e lotta per la sopravvivenza. La Namibia, stato africano in emergenza climatica, mette all'asta 1 migliaio di animali selvatici per cercare di salvare quelli che rimangono e ricavare fondi da destinare all'ambiente. Francesca Biancacci. Bufali, elefanti e giraffe in vendita al migliore offerente. Sta per andare in scena in Namibia la più grande asta di animali selvatici della storia e la colpa è dei cambiamenti climatici. Il paese africano combatte da anni contro la siccità, ma la mancanza di piogge quest'anno è più grave del solito. A maggio il presidente ha dichiarato lo stato di emergenza. Per ridurre il numero di animali in competizione per acqua e cibo, il governo ha dunque deciso di indire l'asta pubblica, sacrificare una parte degli animali in sostanza per offrire una vita migliore agli altri. Questa è l'idea. Anche se si tratta di una scelta drastica, si giustificano al Ministero dell'Ambiente per evitare la strage del 2018, quando più di 60.000 animali sono morti per mancanza di cibo e acqua. Verranno offerti 500-600 bufali, 150 gazzelle, 60 giraffe e poi kudu, impala, orici, antilopi e gnu, 1000 in tutto, da cui si spera di ricavare 17 milioni di dollari namibiani, 1 milione di euro circa. In teoria chiunque potrà acquistare gli animali, ma il governo spera dichiaratamente che a farsi avanti siano i proprietari di riserve private, anche se tra queste ce ne sono molte dove il safari è una vera e propria caccia. Anche in Namibia sparare agli animali è permesso, un'attività ben tassata che rende molto bene. Lo Stato usa il ricavato, strano paradosso, proprio per finanziare l'antibracconaggio e la tutela della natura.